Batman napoletano, napoletano. Batman napoletano. La pirateria uccide il calcio. La pirateria uccide il calcio. Uccide il calcio. Aggiù, ma non ma arriva a la pirateria uccide il calcio. Aggiù, stiamo scherzando. Aggiù, veramente. Ma stiamo scherzando. Aggiù, ma tutto a posto, dico io, ma tutto a posto. Cioè, quello che uccide il calcio, e ve lo dico io. Vabbè, prima di dirvelo, bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Spezzaccio Mercato. Batman napoletano, come state? Vai giù, spero tutto bene. Allora vai giù, il video è cominciato così: pirateria uccide il calcio. Allora vai giù, la pirateria uccide il calcio, non c'entra niente. Cioè c'entra ma poco, vai giù. Perché è normale che se tu metti per i prezzi 20, 30, 40, 50 euro per vederti 38 giornate di Serie A o di Serie B o di Liga Spagnola, è normale che la gente si va a vedere dove è gratis. Però provate ad abbassare il prezzo già a 25 euro, abbonamento full, e vedete come come le persone arrivano a fare più abbonamenti. Certo, il prezzo è meno, però la gente si fa più abbonamenti e vedete che il doppio e il triplo, ci sarà un doppio e il triplo di guadagni rispetto a quello che... Oh, è sbattuta fortuna, ma la avete studiando, mamma mia. Vabbè, dicendo, e vedete che arriverà il triplo, il quadruplo di guadagni rispetto a quanto ce ne abbiamo, quanto ne avete ora. Vabbè, la vera cosa che uccide il calcio non è la pirateria, e qui siamo d'accordo, ma è che le persone, anzi no, non le persone, i club societari e tutto, non puntano sui giovani. I club italiani non puntano sui giovani. Per esempio, no? Un giocatore della primavera under 17 dell'Italia, che ha vinto il mondiale, cioè no, il mondiale, l'europeo under 17 recentemente, se non ci pare la settimana scorsa. Secondo voi il portiere là, non mi ricordo come si chiama, lo dovremmo marcire in C, lo dovremmo vedere marcire in C, in Serie massimo Serie B? Penso proprio di sì. Cioè che in Italia dovrebbero arrivare gente, secondo le società dovrebbero arrivare gente con esperienza, e questo ci andiamo a collegare sull'argomento in cui ho promesso ieri di trattare, cioè quello di Vergara. Perché Vergara, come vi ho detto ieri, è stato come si dice, è stato offerto al Como. Il Como ha offerto 330 milioni più 5 di bonus per il giocatore è aperto. Mo tu Napoli, ok, tu Napoli, quello è un giocatore della Masia, quello è un giocatore della primavera che hai, un giocatore in casa, non hai dovuto spendere un euro per averlo, non hai dovuto spendere zero per averlo, zero, per averlo. Mo, ok, sono 30 milioni, 35 milioni, ok, sono buoni soldi. Se fino a 2 o 3 anni fa costava 250.000 euro, però quello è un giocatore che ti può spaccare le partite, te le spacca in buono le partite, ti può stravolgere un campionato, ti può far vincere i scudetti, trofei, Supercoppe, Coppa Italia, tutto quello che puoi tu. Perché va giù, Vergara, Antonio Vergara è fortissimo, tra l'altro ci chiamiamo con lo stesso nome, ci facciamo Antonio, è fortissimo, va giù, ha fatto un bellissimo gol, mi ricordo, a gennaio contro, come si chiama, contro il Chelsea, poi ne ha fatto uno stesso in quella settimana
contro la Fiorentina. Tra l'altro partita vinta 3-1 con la Fiorentina, andiamo sempre a vincere 3-1 da 2 anni a questa parte, non so come mai, ma vabbè. Comunque, tu hai un giocatore importante, hai un giocatore che vale soldi, ok? Scusate, alzo un attimo la telecamera. Mo, mettiamo a confronto, no? Tu, ok, te lo vuoi andare a vendere, però non a 30 milioni. Perché se Palestra che gioca nel Cagliari, vale 50 milioni, tu Vergara che gioca nel Napoli, solo il fatto che gioca nel Napoli, lo dovresti far pagare minimo 70 milioni. Ok? Poi ci metti altri 30-40 milioni per il talento e vengono fuori 100, circa 110 milioni, 120 milioni, non lo so. Però voglio, questo giocatore qui, Antonio Vergara, è un giocatore di talento che ti può servire sia a te che alla nazionale italiana in futuro. Ci può sempre servire. Voglio, io non mi voglio incazzare ancora di più. Ci vediamo in un prossimo video che uscirà penso stasera verso le 21 o alle 18 alle 21, poi vediamo un po'. Ci vediamo stasera. Ciao, aiuto.